È circa mezzogiorno quando in via Armistizio a Padova arriva un furgone portavalori, un Fiat Doblò, che deve ritirare dei contanti. L'addetto scende, entra nell'istituto di credito, non sa di essere attentamente osservato. Un'azione rapida, istantanea. Il furgone portavalori era stato parcheggiato, la guardia era entrata nell'istituto di credito. Non si sa ancora quale sia il bottino, ma si pensa potrebbe essere ingente, dato che il furgone portavalori era in arrivo qui in via Armistizio dopo aver fatto un carico di contanti in un supermercato e due distributori della provincia di Padova. Immediata scatta la chiamata al 113, sul posto arriva la polizia che avvia le indagini. Ancora da quantificare il bottino che potrebbe essere molto ingente. Accertamenti sono in corso da parte degli uffici della questura che stanno cercando di capire come sia stato possibile in pochi minuti aprire e letteralmente svuotare il furgone del denaro raccolto. Si stanno controllando anche le immagini registrate dalle telecamere dell'istituto di credito e di tutta l'area.